scuola il fenomeno dell'assenteismo riguarda anche il trasporto scolastico. Da Conegliano il grido d'allarme di un imprenditore: un mio dipendente in malattia da più di un anno, basta certificati facili. Venerdì scorso il furto in casa Spresiano nell'escursione e il recupero di parte della refurtiva Maserata, quasi 6 giorni dal colpo. Le vittime avvertono i ladri: adesso basta, ci armiamo. Giovanissimi vandali gettano un paracarro di cemento nel fiume Musestre. A Roncade la rabbia del sindaco: tolleranza zero, presentatevi e spiegate il perché di questo gesto causato anche un danno ambientale. Sasso lanciato dal cavalcavia dalla Pedemontana, 1 anno e mezzo dal fatto, al via il processo per i 3 minorenni coinvolti. L'amarezza della famiglia miracolata, mai ricevute le scuse dai ragazzi, nessun risarcimento danni. Femminicidio di Giulia Cecchettin, domani Filippo Turetta in aula nella seconda udienza del processo. Ci sarà anche papà Gino. Antena 3 in diretta dalle 10 con un'edizione straordinaria. Nuovo capitolo della vicenda degli autovelox in funzione ma non omologati. Il giudice di pace di Treviso annulla una multa per eccesso di velocità di poco più di 2 km all'ora rilevato dal dispositivo di Riese, Pio X. Dai medici agli infermieri la rabbia dei sanitari per la manovra del governo, tutti in sciopero il 20 novembre l'attacco. La politica non ha imparato nulla dal Covid. Morto a 80 anni il patron del Carpenè Malvolti, lutto nel mondo dell'imprenditoria. Fu il primo a credere nel fenomeno Prosecco, il suo marchio in tutto il mondo. Rugby, domani sera la sfida del Benetton a Monigo contro i Bulls sudafricani e il grande protagonista dell'ultima vittoria dei Leoni sarà in campo per far centrare la 3ª vittoria consecutiva a Treviso. Buonasera, bentrovate edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura: il fenomeno dell'assenteismo che non riguarda solo la scuola ma anche il trasporto scolastico. Da Conegliano il grido d'allarme di un imprenditore: un mio dipendente è in malattia da più di un anno, basta certificati facili. Abbiamo un lavoratore assunto per fare scuolabus. L'anno scorso, dall'inizio della scuola fino al 23 di dicembre, ha fatto 11 giorni di presenza saltuariamente, dopodiché continua a mandare permessi per malattia e noi non l'abbiamo più visto, quindi non sappiamo neanche se rientra, se non rientra, se rientrerà. Porta un caso estremo Adriano Battistuzzi, da 30 anni nel settore degli autotrasporti, quell'autista di Pulmino assunto sulla fiducia da troppo tempo Uccel di Bosco, e c'è il sospetto che ci stia marciando, e questo con tutta una serie di conseguenze sull'organizzazione del lavoro. Vicenda limite ma non rara, sostiene l'imprenditore, che si rivolge direttamente a dottori di famiglia e ispettori del lavoro. Lancio un appello ai medici di base, ma anche quei medici dell'unità sanitaria locale che vanno, o l'azienda sanitaria locale, non so come si chiami, che vanno a verificare se realmente ci sono queste patologie in essere e che controlli realmente, perché poi alla fine, ripeto, non paghiamo noi, paga la società. In un modo o nell'altro i soldini escono dalle tasche di tutti noi indivisibilmente. Abusi che incidono in un momento già segnato dalla carenza cronica di autisti, che per Battistuzzi si traduce nel taglio di alcuni servizi. Le gite scolastiche, le gitarelle di mezza giornata, le uscite didattiche, quelle siamo costretti a lasciarle perché, avendo anche dei contratti forti con grosse aziende locali che ci chiedono servizi con l'NCC, dobbiamo avere del personale sempre pronto a partire per questo tipo di servizio, penalizzando purtroppo il servizio delle scuole. Per invertire il trend, l'unica via è la formazione, preparare nuove generazioni di autisti. Dovrebbe essere proprio la scuola e proporre anche delle soluzioni che vadano verso gli interessi delle aziende, ma anche delle nuove generazioni. Parla Riccardo Casagrande, uno dei più giovani autisti della Marca, ha 19 anni e vuole guidare i pullman Gran Turismo. Battistuzzi l'ha assunto con 2 anni di anticipo per non lasciarselo sfuggire. È una passione che ho da quando sono piccolino, che ho cercato di portare avanti. Infatti di venire qua l'obiettivo c'era, la meta c'era, non così in anticipo, però comunque era di venire qua sicuramente. Riccardo Casagrande ha solo 19 anni ed è uno dei più giovani autisti della Marca e forse d'Italia. Alla Battistuzzi è stato assunto per un percorso di crescita in attesa del compimento dei 21 anni, quando potrà guidare anche i mezzi più pesanti. Per la ditta un vero e proprio investimento. Il mercato del resto non consente di farsi sfuggire quei pochi giovani che dimostrano carattere e interesse. Sto facendo chiamiamola gavetta, così imparo un po' tutto, così appena ho la patente guido i pullman, mezzi turistici, portare persone, fare viaggi in Italia, in Europa, così via,
e saper arrangiarmi, ecco, essere indipendente per conto mio. Insomma, entusiasmo e disponibilità non mancano e nemmeno la voglia di sognare. La cosa che ti piace di più, quella che ha fatto scattare la scintilla? Diciamo il guidare i mezzi grandi e poi anche stare a contatto con le persone. Insomma, aiuta anche la persona stessa a interagire, a conoscere e anche viaggiare in certi posti non ti capita tutti i giorni. Ora una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione: traffico bloccato sul ponte a Ponte di Piave a causa dell'incendio di un'auto. Ancora in corso l'accertamento delle cause che ha fatto divampare l'incendio. Vediamo intanto con l'aiuto della regia le prime foto che ci arrivano in redazione. Se è possibile, ecco, le vedo in anteprima le foto che arrivano dal ponte, un'arteria molto trafficata, quella di Ponte di Piave e del suo centro cittadino. Un'auto ancora per ragioni non chiare ha preso fuoco, la colonna di fumo visibile da molti chilometri di distanza. Se ci sono aggiornamenti durante il corso del TG saremo i primi a darveli. E allora continuiamo invece con la cronaca con il nostro Christian Arboit, perché venerdì scorso il furto in casa Spresiano ai danni di una famiglia di origine sarda. Nelle scorse ore il recupero di parte della refurtiva a Maserata e le vittime avvertono i ladri ai microfoni di Christian. Adesso basta, ci armiamo. Questi delinquenti bisogna fermarli, bisogna cercare di tutelarci in qualche modo. Noi ci stiamo provando a tutelarci, a armarci in qualche modo, tutelarci. Quindi lei sta pensando ad armarsi Sì, o si è già sì. armata sinora? Abbiamo un qualcosa, diciamo, sotto mano perché vogliamo difenderci. Impossibile dimenticare, inevitabile reagire. A poco meno di una settimana dal furto subito in casa in via Colombo a Spresiano, Ornella rivolge quasi un avvertimento ai ladri. Marito e moglie sono ancora provati e danno voce alla loro rabbia. Tutti gli italiani dovrebbero armarsi e usare le armi, perché loro non hanno paura di usarle contro di noi, capisce? Loro entrano in casa tua e non hanno paura di spararti o di bastonarti o di accoltellarti, perché sanno che la legge italiana non interviene, non fa niente, anzi li protegge. Venerdì scorso Ornella si era assentata da casa per delle commissioni con l'amica Giovanna. Al rientro la devastazione, gioielli e ricordi di una vita volatilizzati, l'abitazione sottosopra, gli infissi distrutti, il manico di un piccone sopra il letto e il sospetto che anche i cani siano stati picchiati. Da lì la denuncia ai carabinieri che nelle scorse ore l'hanno ricontattata per una parziale buona notizia. In una federa abbandonata in un fosso a Maserata è stata ritrovata la bigiotteria e delle foto di famiglia. Anelli che sono sardi, che hanno un valore sentimentale, e anche una catenina con l'albero della vita agli orecchini che mi hanno regalato i figli per la festa della mamma. E volevo ringraziare i carabinieri che sono venuti qua gentilissimi di Spresiano. Ma se da un lato si ringraziano le forze dell'ordine, dall'altro l'istinto è quello ad armarsi. Franco si sente ancora violato. Italiani dobbiamo reagire, non dico di ammazzarli, ma poco ci manca, perché loro non pensano a noi, loro sentono, ti ammazzano, ti bastonano. E allora, visto che la legge non ci protegge, che protegge solo la politica, e non dico la parola che voglio dire, allora dobbiamo anche noi cominciamo a reagire a questa gentaglia. In modo che capiscono che noi possiamo difenderci e possiamo farli male. E ringraziate il cielo che non siete in Sardegna, perché sennò voi avete una brutta fine, ma veramente brutta, ve lo dico io. Giovani vandali gettano un paracarro di cemento nel fiume Musestre a Roncade. Il sindaco Donadel: tolleranza zero, presentatevi alla polizia a spiegare il perché di questo gesto, causato anche un danno ambientale. Venerdì notte dei ragazzi verso le 4:38, per la precisione, hanno preso un paracarro che serviva per evitare che le automobili percorrano la via pedonale lungo il fiume Musestre, nel parco del Musestre in centro a Roncade. Hanno preso questo paracarro e l'hanno gettato all'interno del fiume. 4:30 di notte un gruppetto di 5-6 ragazzi, tutti probabilmente di età tra i 17 e i 18 anni, solleva un paracarro di cemento e lo getta nel Musestre. Il fatto è accaduto a Roncade. A segnalarlo i titolari di un bar poco distante, che l'indomani si sono visti sprovvisti del sistema di sicurezza che delimita il loro plateatico. Perentorio il sindaco Donadel. Gesto che è inqualificabile,
difatti per questo sono molto rammaricato, che si aggiunge ad altri atti vandalici che si sono susseguiti nell'ultimo periodo nel Parco del Busestre, dove c'è stata la rottura di un gioco per bambini e la rottura anche di parte della staccionata che delimita la passeggiata lungo il fiume, e pertanto ora la tolleranza è zero. Molto probabilmente i ragazzi non sapevano di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e pertanto l'invito a presentarsi spontaneamente al comando di polizia per spiegare il perché del loro gesto. Al vaglio dei vigili anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso alcuni degli atti di vandalismo messi a segno nel parco per capire se si possa trattare dello stesso gruppo. È un danno all'ambiente, oltre che a un danno al patrimonio pubblico, a un pericolo per la cittadinanza e a un danno anche economico, perché adesso per andare a recuperare quel paracarro bisogna spendere dei soldi pubblici, ok? Per colpa di chi? Per giustificare un atto inqualificabile da parte di alcuni ragazzi. Abbiamo tanti esempi positivi e tante azioni noi le stiamo facendo per i nostri giovani. Chi non vuole capire sa che deve pagare le conseguenze dei propri gesti. Un sasso lanciato dal cavalcavia della Pedemontana. 1 anno e mezzo dal fatto inizierà il processo per i 3 minorenni ritenuti responsabili del fatto. La famiglia Francardi, miracolata, torna sulla vicenda. Doppia delusione, mai ricevuto le scuse dai ragazzi e nessun risarcimento danni. Non si è mai sentito nessuno, a parte uno dei ragazzi che ha scritto una lettera con raccomandata, con ricevuta di ritorno, dove diceva pratica che non era stato lui. Una lettera inviata 8 mesi dopo il fatto, nessuna scusa, solo la testimonianza della sua innocenza. È passato ormai 1 anno e mezzo da quando l'auto di Alessandro Francardi, che con la moglie e il figlio, allora 12enne, è stata colpita con un grande sasso lanciato da un cavalcavia della Pedemontana da 3 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito in quella domenica 12 febbraio 2023. Di passaggio per Montebelluna per una piccola vacanza a trovare la cognata che abita nel Trevigiano e l'occasione per qualche scampagnata. Vacanza prolungata a causa dei danni materiali e morali subiti. Nessuno si è offerto di pagare le spese che abbiamo sostenuto, non perché senza quelle abbiamo dei problemi, però insomma abbiamo avuto anche dei danni che nessuno ha mai pagato, c'è anche questa di cosa, oltre al fatto che ho rischiato la vita. Ma non è per quello, è solo il gesto, che sarebbe bastato un gesto di cortesia. Intanto alla famiglia toscana è arrivata la nota del Tribunale dei minori, fissata al 31 ottobre l'udienza preliminare. Dopo tanto silenzio, ma solo silenzio, adesso è arrivata una comunicazione dal Tribunale dei minori che inizia il processo. Titolare di una locanda a Pitigliano, provincia di Grosseto, la famiglia Francardi, a pochi giorni dall'inizio del processo, di cui per ora non si è schierata a parte in causa, non smette di ricordare il fatto, sentendosi miracolata. A noi è andata molto bene perché il sasso ha colpito il parabrezza in un punto che non si è sfondato, ma bastava 20 cm sopra, sarebbe entrato dentro, avrebbe preso o mia moglie o mio figlio che era sul sedile posteriore, quindi ci poteva scappare il morto, poteva andare fuori strada se prendeva a me. Il pensiero di Alessandro Francardi, nonostante tutto, va ai ragazzi e alle loro famiglie. Io ho un ragazzo che adesso ha 15 anni, quindi è quasi l'età di quei ragazzi, e mettermi al posto delle famiglie di quei ragazzi, insomma, mi stringe un po' il cuore, mi fa male, a me e a mia moglie. Insomma, capiamo loro in che brutta situazione sono tuttora, però loro devono capire cosa abbiamo rischiato noi. Questo forse l'hanno capito poco, perché finché non ci scappa il morto o il ferito grave non capiscono cosa abbiamo rischiato per quel gesto che forse qualcuno dice banale, invece è gravissimo. E adesso vediamo che succede. Sarà il procuratore Marco Martani in persona a sostenere l'accusa nel processo a carico di Franco Battagio, l'imprenditore di Spresiano accusato di aver ucciso nel maggio del 23 la 31enne Annika Panfile. Il procedimento si aprirà in tribunale a Treviso il prossimo 8 novembre. Martani sarà coadiuvato da Maria Giulia Rizzo, 35enne, da pochi mesi in forza alla procura trevigiana.
Femminicidio di Giulia Cecchettin, domani mattina in corte d'assise a Venezia, la seconda udienza del processo a carico di Filippo Turetta, che sarà in aula per rendere le sue dichiarazioni e rispondere alle domande. Sarà presente anche Gino Cecchettin, una mattinata che Antena 3 vi racconterà in diretta a partire dalle 10 con i nostri inviati. Nuovo capitolo nella vicenda degli autovelox in funzione ma non omologati. Questa mattina il giudice di pace di Treviso ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevato dal dispositivo di Riese Pio X. L'ha annullata perché non ha l'omologazione. Il giudice di pace di Treviso ha annullato la multa di 32 euro se pagata entro 5 giorni o di 54 se saldata entro 60 giorni, notificata al presidente di Altvelox Gian Antonio Sottile per aver superato il limite di 2,4 km/h lungo la provinciale 667. A rilevare l'infrazione l'ormai famoso Autovelox di Riese Pio X. L'associazione Tutela Utenti della Strada, che da diversi mesi sta denunciando sindaci e prefetti in tutta Italia per i dispositivi in funzione ma non omologati, ha deciso di effettuare direttamente un test sul funzionamento del macchinario. Ho voluto io personalmente fare una prova, cruise control attivo, camera car attiva, 70 all'ora di cruise control, è arrivata la multa a 72,4. Quindi velocità relativa 72,4 tolta il 5% ovviamente. E 77,4 invece quella rilevata dal radar. Io non sono andato a 77 all'ora, sono andato a 70 all'ora ed ecco per cui servono le omologazioni. Per Altvelox è fondamentale conoscere l'incidentalità delle strade lungo le quali sono installati gli autovelox. L'incidentalità è un dato fondamentale per un autovelox e soprattutto è un dato fondamentale sapere se gli incidenti che ci sono nella strada avvengono perché la gente corre troppo, perché magari ha bevuto, perché magari si è drogata o se magari è stata una fatalità. Tutti questi dati noi non li abbiamo. Intanto in queste ore nuova sentenza della Cassazione, la quarta in 4 mesi, che non parla solo di autovelox ma di tutte le apparecchiature elettroniche che producono prova legale. E anche le ZTL, T-Red, semafori e tutti quegli strumenti che rilasciano una prova legale, privi di omologazione, devono essere spenti, lo dice la Cassazione. Nel frattempo sono in arrivo nuove denunce. Nel pomeriggio viene presentata una nuova denuncia per Padova e domani nel pomeriggio verrà depositata la seconda denuncia querela in capo al sindaco di Riese Pio X e prefetto di Treviso. Paura ieri sera a Casale sul Sile per un incendio che ha interessato il tabellone luminoso di un distributore. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il pannello dove vengono indicati i prezzi dei carburanti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che potesse pericolosamente propagarsi al resto dell'impianto. Ancora da chiarire le cause, anche se l'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. E ora la sanità, il capitolo dedicato alla sanità. I sindacati dei medici hanno proclamato lo sciopero nazionale per protestare contro la legge di bilancio che considerano deludente, in piazza a Roma il 20 novembre. Medici all'attacco del governo, la finanziaria non piace ai camici bianchi che hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 20 novembre. Nella legge di stabilità infatti non c'è il piano di assunzioni che era stato promesso. È un segnale della professione nei confronti della politica che non ha, per come sono in questo momento, come l'impostazione della nuova legge finanziaria, non ha sostenuto quella che è almeno apparentemente non ha sostenuto, quella che è una delle lezioni del Covid, cioè che se tu vuoi una nazione economicamente forte, una nazione che possa produrre, possa lavorare, devi avere una nazione sana. Per avere una nazione sana devi avere gli operatori della sanità. La fuga all'estero e verso il settore privato resta la causa principale dell'ormai cronica carenza di medici. In Veneto si stima che per ogni professionista della sanità che arriva dall'estero, 4 se ne vanno perché il settore pubblico non è più attrattivo. Si sta verificando una cosa che qualche decennio fa era inconcepibile, cioè qualche decennio fa per un medico
e credo anche per un infermiere, il massimo dell'aspirazione professionale era quella di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto entrare in un grande ospedale. Mentre invece adesso la professione sta facendo il contrario, sta uscendo dai grandi ospedali e sta entrando nelle strutture private. Per l'Ordine dei Medici la soluzione non è il numero chiuso nelle facoltà di medicina, ma una corretta programmazione. In Italia non sono mai mancati medici. L'Italia ha un rapporto medici-popolazione tra i più alti dell'OCSE. Quello che sono mancati sono gli specialisti. Perché qua ci si è dimenticati che prima del Covid noi avevamo il cosiddetto imbuto formativo, cioè di medici laureati ma che non erano riusciti ad entrare nelle scuole di specialità o nella scuola di medicina generale a causa dei tagli orizzontali che erano state fatte negli anni precedenti, dal 2008 in poi, di 18.000 medici. E in piazza contro la manovra scenderanno anche gli infermieri. Nel 2025 previsti solo 10 euro in più in busta paga. Il sindacato misura che svilisce la nostra professionalità. Intanto continua lo stato di agitazione nell'US2 per la carenza di personale e la riorganizzazione del lavoro alla cittadella della salute. Le misure prese nella manovra sono totalmente insufficienti e giudicati insufficienti anche dall'area medica, ma in particolare per l'area infermieristica sono insufficienti perché realizzano un aumento stipendiale poco significativo e comunque non valorizzante. Meno di 10 euro nelle tasche degli infermieri per il 2025, circa 80 nel 2026, ma si parla di risorse legate a un contratto la cui discussione inizierà solo tra almeno 2 anni. Nel 2025-2026 ci sarà la scadenza del nuovo contratto, quindi siamo quasi indietro di 2 unità contrattuali. Così in ritardo e così economicamente non riconosciute non è accettabile un contratto di questo genere, quindi noi scenderemo in piazza. L'aumento di 1,3 miliardi stanziato, lamentano i sindacati, è ben lontano dai 3,7 annunciati e non sufficiente a ridare ossigeno a un sistema sanitario nazionale boccheggiante. Tra i macrofattori che sono indicati in questo piano regionale c'è il fenomeno delle grandi dimissioni determinate dalla percezione di un peggioramento delle condizioni di lavoro, soprattutto dopo la pandemia. Questo è chiaro e significativo. Secondo i dati, chi lascia le corsie, un 50% sono pensionamenti e il restante 50% dimissioni volontarie per abbandonare il pubblico e approcciarsi al privato o andare all'estero. Continua intanto nell'US2 lo stato di agitazione. È un confronto davanti al prefetto che dura da mesi, dovuto al fatto che la riorganizzazione della cittadella della salute è molto difficoltosa e la carenza di personale anche qua si fa sentire. È scomparso all'età di 80 anni Etile Carpenè, rappresentante della 4ª generazione di produttori del Carpenè Malvolti, primo marchio a mettere in etichetta il nome Prosecco. Se questo Prosecco in tutto il suo insieme è diventato un fenomeno mondiale e se Conegliano Valdobbiadene ne porta la bandiera alta in tutto il mondo, è merito della famiglia Carpenè, i primi, ricordiamolo, che hanno scritto Prosecco su un'etichetta. Parte da qui l'omaggio del mondo Prosecco ad Etile Carpenè, scomparso la notte scorsa all'età di 80 anni. Ha rappresentato la 4ª generazione della famiglia che con Cerletti ha fondato la scuola enologica di Conegliano. Etile lascia un'eredità importante soprattutto per i nostri studenti e per le nostre studentesse e lo ha fatto in tutti questi anni con erogazione di borse di studio su progetti e tesi, soprattutto dei ragazzi del 6º anno e con la consegna al meritevole di ogni anno della medaglia d'oro Carpenè. Ha condotto l'azienda di famiglia al traguardo dei 150 anni di attività per poi ultimamente lasciare il timone alla figlia Rosanna. Sono tanti gli incarichi ricoperti dal dottor Etile, come lo chiamavano tutti i collaboratori, all'esterno dell'azienda. Tra questi consigliere del consorzio del Prosecco Conegliano Valdobbiadene nella prima presidenza ad Ami. La signorilità, la gestione del tempo e l'attaccamento a questa denominazione per cui lui ha combattuto tutta la sua carriera lavorativa non può che lasciarmi un ricordo incredibilmente positivo. Tante le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia a partire dal presidente della regione Luca Zaia, che ha sottolineato il DNA veneto di Etile Carpenè, ovvero spirito di iniziativa, dedizione, idee e passione per il Prosecco, che sono stati d'esempio per generazioni di produttori.
Due le grandi passioni del dottore Thiele, il prosecco con la sua azienda e il mare con un bialbero ormeggiato a Porto Santa Margherita dove si rifugiava ogni fine settimana. Dico, dottore Thiele, i consigli del consorzio li facciamo di venerdì sera alle 18. Signora Adami, io il venerdì sera alle 18 sono già sulla mia barca e quando arrivo lì al porto tutti coloro che hanno le barche in fianco vengono tutti da me perché io ho il prosecco. I funerali si terranno sabato alle 10 nella chiesa coneglianese dei Santi Martino e Rosa e l'ultimo ricordo del dottore Thiele il presidente Adami lo affida proprio alla dicitura del consorzio. Poi un giorno mi scappa da buon valdobbiadenese dire prosecco di Valdobbiadene Conegliano. Signor Adami, in rigoroso ordine alfabetico, Conegliano e Valdobbiadene. Prima della pubblicità, l'ultimo aggiornamento sull'auto incendiata sul ponte a Ponte di Piave. Vi facciamo vedere l'immagine arrivata ora in redazione con l'aiuto della regia. È stato spento il rogo, vigili del fuoco ancora sul posto, traffico ancora congestionato ma in fase di deflusso. Questi gli ultimi aggiornamenti, ci fermiamo a tra poco. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, proseguiamo con le notizie. C'è una novità sul caso della cassa di espansione prevista lungo il Piave sulle Grave di Ciano. Lo Stato commissaria il progetto con l'obiettivo di accelerarne la realizzazione, pronti a continuare la battaglia i sindaci contro l'opera. È la segretaria generale dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, la commissaria designata dallo Stato per dare seguito al progetto della cassa di espansione sul Piave nell'area delle Grave di Ciano. Marina Colaizzi, 60 anni, avrà il compito di accelerare il progetto definitivo e realizzazione pratica, saltando di fatto il dibattito politico acceso da tempo tra Regione e comuni contrari all'opera. Un pessimo segnale per il sindaco di Pederobba, in prima fila contro l'intervento. La vedo dura, fin quando il confronto era con la Regione Veneto qualcosa di costruttivo si poteva fare. Attraverso il commissario la vedo dura perché sono stato scottato io personalmente con l'autorità di bacino dove il dialogo è pari a zero. Una battaglia che, ricorda il sindaco, si basa su queste considerazioni. Innanzitutto perché rovinerebbero un ecosistema che conosciamo tutti e in più aggiungo che sono state individuate altre soluzioni che potrebbero salvaguardare le Grave di Ciano tenendo conto della possibilità di poter salvaguardare soprattutto i centri cittadini. Dal canto suo, la commissaria Colaizzi ha già fatto sapere che con le attuali condizioni climatiche e l'esempio dell'Emilia Romagna lei calcola in 80.000 le persone esposte a rischio idrogeologico e che non c'è più tempo da perdere. E che da tecnico e non da politico sottolinea che bisogna individuare la soluzione migliore e poi agire. Ed è lì che trova sponda con i sindaci che non hanno proseguito la battaglia con la Regione, aspettando la discussione una volta redatto il progetto. Sicuramente vogliamo anche noi che l'intervento sia meno impattante possibile e le tecnologie di ingegneria idraulica oggi lo permettono. Sindaci che chiedono da subito al commissario una progettualità complessiva del Piave con più casse di laminazione a basso impatto ambientale, ma innanzitutto interventi di gestione dell'alveo fluviale. E che si individuino, come peraltro nel piano generale era già stato fatto, eventualmente aggiornando quelli che sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono richiesti su tutta l'asta del fiume. Una richiesta ma anche un monito ai sindaci in battaglia per il singolo intervento. Non si può essere contrari solo a un intervento o favorevoli solo a un intervento, bisogna analizzare coscientemente tutta l'asta del fiume Piave e possibilmente essere coinvolti all'interno dei contratti di fiume. Qua parlo non tanto da sindaco ma quanto da ingegnere idraulico, per correttezza, insomma, non ci si può esprimere se non si ha una valutazione complessiva. A Treviso ora perché fa discutere la dichiarazione del sindaco Conte su una possibile terza corsia per gli autobus sul PUT, soprattutto per la realizzazione che causerà il sacrificio di un certo numero di platani presenti sul percorso. Per comitati e associazioni un'autentica follia. Questi abbattimenti che sono previsti per far spazio a questa corsia preferenziale per l'autobus sul PUT di Treviso la riteniamo assolutamente una follia. Non usa mezzi termini Regina Toncini degli alberi urlanti. Sbagliato tagliare anche un solo albero lungo il PUT per creare la corsia dei bus.
Le sperimentazioni sulla corsia dell'autobus sono già state fatte tempo addietro in strada ovest e sono stati fatti poi dei passi indietro, in quanto si è capito che questa corsia non dava i risultati che venivano auspicati. Oltre a ciò, il comitato sottolinea come l'esperienza delle nuove piantumazioni non sia per nulla positiva. Perché sostituire alberi adulti in città oggi diventa pressoché impossibile. Vediamo che tutti gli abbattimenti che sono stati fatti, i nuovi impianti non sono sopravvissuti o stentano a sopravvivere, quindi è chiaro ed evidente che noi a Treviso non siamo capaci di piantare alberi. Considerazione che non farà per nulla piacere all'assessore Alessandro Manera, mentre il sindaco Conte sulla congestione del PUT Regina Toncini fa notare. Una città come Treviso non è una metropoli urbana, anche se la mancanza di un vero servizio pubblico sicuramente non facilita l'abbandono delle auto. Dello stesso avviso Italia Nostra, che con Romeo Scarpa punta il dito sulla mancata progettualità del trasporto pubblico, ma anche di veri percorsi pedonali. L'azione deve essere a ridurre il numero di auto e per questo vanno date alternative col servizio pubblico. B, vanno date, delle vere alternative. Poi arriva la provocazione di Italia Nostra per il sindaco Conte. Facciamo un anello completamente sopraelevato, ad altezza delle mura, facciamo una pista tipo un autodromo dove io farei correre sotto le macchine e di sopra facciamo correre il verde. E da domani inizia a Conegliano la 3 giorni alpina dell'omonimo gruppo Artiglieria da Montagna, l'unico ancora in armi, con la bandiera di missione custodita dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale. Domani si comincia. Si comincia al teatro Toniolo con Toni Capuozzo che presenta il suo libro Cos'è la guerra. Inizia parlando di guerra e guerre il 13° raduno degli alpini che hanno fatto il servizio militare nel gruppo Conegliano. Tanti gli artiglieri da montagna che possono fregiarsi di questa esperienza di vita e di armi tra i 105-14 e i muli. Tra questi anche lo scrittore Mauro Corona, che ha prestato servizio nella 14ª batteria. Il tema è gli alpini e la pace, con 2 incontri con il giornalista Toni Capuozzo, che ha chiesto anche di incontrare i giovani sabato mattina. Sono già 160 ragazzi che arrivano, probabilmente forse qualcuno anche di più, e non pensavamo appunto di arrivare a questi numeri. Sabato pomeriggio la fanfara dei Veci della Iulia sarà prima in Casa Fenzi, poi in Carosello in Piazza Cima e infine la sera all'Auditorium Toniolo. Poi domenica invece il momento clou. La domenica è il momento clou, che partiremo da Borgo Madonna a Massamento per arrivare al Monumento dei Caduti, dove ci sarà l'alzabandiera dell'Opposizione Corona. Dopo l'alzabandiera cosa succede? Dopo l'alzabandiera si va in sfilata fino in Piazza Cima, lì ci saranno i discorsi ufficiali e ci sarà un momento anche per ricordare il nostro generale Franco Chiesa. Diciamo che è un po' una prova generale in vista del prossimo anno. È una prova generale perché è proprio inserita nel contesto, aspettando il centenario, che stiamo lavorando per la Triveneta del prossimo anno. E ora lo sport rugby, domani alle 20:35 la sfida del Benetton a Monigo contro i Bulls sudafricani. Dopo 2 vittorie consecutive i Leoni cercano un'altra conferma dell'ottimo stato di forma. Penso che stiamo facendo un bellissimo lavoro e dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo. È stato l'uomo del match contro i Dragons, spera di poter essere il migliore anche contro i Bulls. Un rientro con i fiocchi per Thomas Gallo con la grande prestazione di sabato del pilone argentino nella sua prima partita della stagione in maglia bianco-verde. La conferma di queste ore è che ci sarà anche contro i sudafricani a Monigo. Impegno difficile contro una squadra che viaggia nei piani alti della classifica, anche se viene da una sconfitta contro gli Scarlets. Ovviamente sappiamo il gioco di loro, fisica, difesa in attacco e niente, continuare a lavorare tutto quello che vogliamo fare e dimostrare che la squadra sta bene. Nella gara contro i Dragons, seconda vittoria consecutiva per il Benetton uscito definitivamente dalla palude della crisi, la prima linea dei Leoni ha lavorato ottimamente in mischia, un aspetto sul quale spingere per continuare a crescere.
Allenamento si può migliorare, sempre si può migliorare nella mischia, anche a lavorare tutti 8 assieme, credo che quello è importante. Penso che è importante per me tornare a giocare e tornare a prendere confidenza con la squadra. E ora il calcio, il Treviso già con la testa alla partita di domenica al Tenni contro la capolista Campodarsego. Campodarsego 24 punti, Dolomiti 22, Treviso 20. Sembra sempre più una corsa a 3 per la vittoria finale del campionato e domenica al Tenni arriva la capolista per un match che ha tutte le carte in regola per segnare il proseguo della stagione. Da un lato il Campodarsego che dopo alcuni pareggi ha ritrovato la vittoria contro Montecchio, dall'altro i biancocelesti. Nelle ultime gare 3 vittorie, di cui 2 consecutive in trasferta e il pareggio contro Mestre. Nell'ultima sfida infrasettimanale gli uomini di mister Cacciatore portano a casa una pesante vittoria a Carlino contro il Charlins Muzzane. Come domenica nel derby con Mestre, anche stavolta c'è una pioggia battente ad accompagnare la gara, caratterizzata da numerosi cambi di fronte e occasioni per entrambe le squadre. Il primo tiro della gara porta la firma di Artioli, che dal limite dell'area prova il colpo vincente, deviato però in calcio d'angolo. Pochi minuti più tardi tocca ai padroni di casa impensierire il Treviso, prima con Fornari che manca di poco la porta, poi con Pegollo che vede la sua conclusione respinta da Mangiaracina. Il primo tempo prosegue così con Muzzane e Treviso che in più occasioni vanno vicino al vantaggio, che arriva al 39esimo per i biancocelesti con Aliu finalizza un tiro in profondità. I primi 45 minuti si chiudono con gli ospiti in vantaggio. La ripresa, meno emozionante del primo tempo, vede prima Gioè sfiorare il raddoppio, poi Bramante andare vicino al pareggio. È ad un minuto dalla fine che il Treviso chiude la gara con Beltrame che mette in rete il gol del 2-0. Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria, che si guarda già domenica prossima ad una gara che non si può sbagliare, e i tifosi biancocelesti sono pronti al Tenni ad essere il 12° uomo in campo. Cantieri olimpici e accessibilità universale in occasione dei Giochi Milano-Cortina 2026 Summit a Cortina. Tra CIO, Fondazione, Simico, Regione Veneto, confermata la preomologazione della pista da bob prevista a marzo 2025. Si lavora senza sosta e a ritmo sostenuto nell'area di Ronco a Cortina, dove sta nascendo la Eugenio Monti 2, la pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. CIO, Fondazione Milano Cortina e Simico hanno fatto il punto sullo stato attuale dei lavori e dell'avanzamento percentuale in termini assoluti. Nello specifico si è trattato delle installazioni, dei collaudi parziali e complessivi dei diversi impianti, con una attenzione specifica al sistema di refrigerazione e del piano di messa in servizio. Siamo allineati con il cronoprogramma e proseguiremo con una notevole accelerazione nei prossimi mesi, ha annotato il commissario di Simico Fabio Saldini, che guarda alla preomologazione fissata per marzo 2025. Soddisfatte le federazioni internazionali, che hanno apprezzato la qualità del lavoro svolto nella parte già completata, ed è stata valutata positivamente l'organizzazione del cantiere. Parallelamente procede il lavoro sull'accessibilità universale dell'inclusione per i Giochi olimpici e paralimpici. A Cortina sono state presentate le linee guida, un impegno etico e di civiltà, a meno di 500 giorni dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Linee guida che vanno al di là delle norme, che servono per poter avere quell'attenzione necessaria verso le persone con disabilità o persone con esigenze di accessibilità. Nello specifico, a Verona saranno realizzate 4 strade di accesso dalla stazione a Piazza Bra e sarà resa accessibile l'Arena, prima struttura interamente fruibile a tutti. A Cortina interventi allo stadio del Ghiaccio. Ha commentato ancora il commissario di Simico Saldini: portiamo avanti un nuovo paradigma progettuale a tutela di tutti e questa è una delle più preziose eredità dei Giochi 2026. Esattamente 6 anni fa, nel pomeriggio del 24 ottobre 2018, si sviluppava uno dei più devastanti incendi boschivi degli ultimi 50 anni in Veneto. Parliamo dell'incendio della Valle di San Lucano, in comuni di Taibona Gordino, che interessò i territori di Taibon e di Cencenighe per un'estensione di 632 ettari, di cui 431 di bosco. Il rogo divorò oltre 42.000 metri cubi di legname. Lo spegnimento dell'incendio fu gestito dalla Regione Veneto con il supporto dei Vigili del Fuoco e il coordinamento
coordinamento delle operazioni fu affidato ai funzionari dei servizi forestali della regione. Determinanti anche in quell'occasione i volontari della protezione civile. Per domare il rogo vennero impiegati 3 elicotteri della protezione civile regionale, oltre a un elicottero e 5 Canadair della flotta nazionale. I danni ambientali complessivi stimati sono stati quantificati in circa 6 milioni di euro. Biblioteca, ma anche un luogo di aggregazione per spettacoli, proiezioni e dibattiti, un centro culturale polifunzionale a 2 passi da Piazza dei Martiri. Grazie. Torna a casa sua la biblioteca comunale. Da Palazzo Bembo torna a Palazzo Crepadona, di cui andammo a vedere l'ultima azione dei restauri nel maggio 2022. Ora sono stati ricollocati e catalogati i 120.000 libri, di cui il più antico risale al 1474, e i 30.000 documenti che ne fanno parte. E se una volta erano tutti su un piano, ora sono distribuiti su 3, con oltre 3.000 metri quadri disponibili per gli utenti. Questo è uno dei palazzi che adesso abbiamo individuato in 3 palazzi, quindi questo della biblioteca, che è una possibilità dei giovani di venire e di vivere questo spazio e farlo proprio. Abbiamo il Palazzo Bembo, che diventerà il Palazzo dell'Istruzione. Abbiamo poi il Palazzo Auditorium, che diventerà il Palazzo della Cultura e della Musica. Una biblioteca che ha quasi un secolo di vita e che a Palazzo Crepadona aveva superato le 50.000 presenze annue, con oltre 25.000 prestiti, non solo di residenti in città, ma anche di abitanti di tutta la provincia. Io rappresento la provincia di Belluno, ma anche le Terre Alte, quindi effettivamente un territorio periferico rispetto al capoluogo, ma è innegabile il fatto che ci sia un legame anche a livello di istruzione, quindi i nostri ragazzi dalle Terre Alte arrivano al capoluogo e deve esserci un luogo di socialità, e questa biblioteca lo è stato negli anni e deve continuare ad esserlo. Dal prossimo 29 la biblioteca sarà nuovamente aperta al pubblico, tornando ad essere quel luogo di approfondimento e di pensiero che è sempre stata. Credo che per qualsiasi uomo, quando prende in mano un libro, in quel momento lui si sta aprendo, si sta aprendo la propria mente, il proprio cuore e quindi anche la propria vita. Violenza di genere. La FIDAPA di Belluno continua in collaborazione con Palazzo Rosso il percorso di consapevolezza finanziaria iniziato lo scorso anno con 4 appuntamenti che si svolgeranno fra il 26 ottobre e il 23 novembre a Palazzo Fulcis. Scopo degli incontri è accrescere conoscenze e capacità decisionali in ambito finanziario, presupposti fondamentali per dare autonomia alle donne nella gestione delle loro risorse finanziarie. Il viaggio terminerà a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, perché la violenza economica si deve e si può combattere investendo in conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione. Avvicinare i giovani alla protezione civile. La Regione Veneto ha ideato un format per questo scopo. Scuola Sicura Veneto, la protezione civile nelle scuole. Questo è lo slogan con cui ai ragazzi viene proposto un mondo fatto di professionisti, ma soprattutto di volontari, ogni giorno più necessari, per non dire indispensabili, come si è visto purtroppo ancora una volta in questi giorni, con anche tante squadre venete mandate in soccorso delle popolazioni alluvionate, specialmente in Emilia-Romagna. Siamo ad Agordo, al Follador, 450 ragazzi coinvolti e abbiamo fatto una tappa che ritengo assolutamente importante, far capire ai ragazzi come approcciarsi al rischio, fargli capire che non esiste rischio zero, ma che si può ridurre moltissimo anche con piccole azioni, e far capire ai ragazzi quanto complesso è il sistema della protezione civile in Italia e nel Veneto in particolare, sapendo che è il migliore d'Italia. Ed è stata un'esercitazione in grande stile quella svoltasi al Follador di Agordo nell'ambito dell'edizione 2024 del format ideato nel 2016 proprio dall'assessorato regionale alla protezione civile. Per i partecipanti è stata simulata una situazione di emergenza causata dal verificarsi di un terremoto.
La protezione civile è famosa per la gestione delle emergenze, ma si occupa anche di previsione, prevenzione. In questo caso è la Regione che fa le previsioni meteo e anche le opere di prevenzione. La gestione dell'emergenza, dove il sistema abbiamo visto che è molto complesso, i vigili del fuoco, il personale sanitario, i volontari della protezione civile, tutti i soccorritori che entrano in gioco in questa fase, e poi la fase di ricostruzione, dove torna a diventare fondamentale il ruolo della Regione nella fase di ritorno alla normalità. Quindi sistema complesso che è giusto che i ragazzi conoscano, con l'auspicio che un domani diventino anche loro soccorritori o professionisti o volontari. Questa sera grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti e l'augurio di una buona serata. Arrivederci.